Mario Draghi come Super Mario, Mario Draghi che imbraccia il bazooka. Il governatore della BCE scuote i governi, le borse e anche la pubblica opinione con il tanto atteso e altrettanto discusso piano per la crescita europea. Un massiccio programma di acquisto di titoli di Stato da oltre 1.000 miliardi di euro per sostenere l'economia dell'Eurozona. Il quantitative easing prevede l'acquisto di 60 miliardi di bond governativi al mese a partire da marzo. Il programma durerà fino a settembre 2016. Un'operazione positiva da parte dell'Unione Europea, è un'operazione che può aiutare molto il tessuto economico degli Stati europei. La mossa di Draghi libera energie. Calo dei rendimenti dei titoli di Stato, svalutazione dell'euro. A guadagnarci sarà in primis lo Stato. Il governo avrà più ampi margini di manovra sul bilancio, potrà proseguire con meno affanno la strada delle riforme. Le imprese avranno un più facile accesso al credito e beneficeranno dell'aumento dei consumi e delle esportazioni. I lavoratori godranno di salari più alti, ma l'aumento dell'inflazione peserà sulla spesa al supermercato, su canoni e affitti. E l'intervento concreto dello Stato, a detta dell'impresa, sarà indispensabile per non rendere vano il piano. Adesso c'è bisogno che le istituzioni però implementino con delle opere per far sì che l'economia riesca a ripartire. C'è bisogno però che le istituzioni diano il supporto corretto e necessario alle piccole aziende per riuscire a creare lavoro e quindi creare anche opportunità. Di certo, come ha dichiarato lo stesso Draghi in più occasioni, la politica monetaria da sola non basta. Il mantra resta lo stesso: riforme, riforme e ancora riforme. Il governo deve agire. Può trasformare questa scelte che ha fatto Draghi in allentamento delle condizioni fiscali, delle condizioni normative, cioè ulteriori agevolazioni per l'impresa. Anche se dal governo arriva il rimpallo. Ma c'è bisogno che tutti, anche e soprattutto le imprese, a questo punto investano e assumano.